registrare il marchio l'abbiamo già fatto, l'abbiamo deciso di chiamare la Sardinian Sun Race. Questo perché deve rappresentare alla fine una gara di regolarità, come nel progetto originale, riservata ai veicoli elettrici a emissioni zero. E veicoli elettrici intendiamo tutti i tipi di veicoli elettrico. Prima cosa, per chi non lo sa, cos'è una gara di regolarità, che è mutuata dalle gare delle auto storiche. Vuol dire andare da un punto A a un punto B in un tempo prefissato. Questo può permettere quindi di conoscere il territorio che deve essere attraversato sia da chi partecipa alla gara, ma anche da tutta quella che è la carovana che vi va dietro. Questo permette di avere un connubio tra la promozione di quello che è il territorio della Sardegna e anche una promozione di quelle che sono le tematiche della sostenibilità ambientale. Questo ci permette di passare sia in luoghi caratteristici della Sardegna, così come in siti archeologici, ad esempio la Reggia di Barumi, il Tempio di Antas, così come può essere anche in località tematiche ambientali. Mi viene in mente l'impianto eolico della posso dirlo, a Tula. Quindi abbiamo detto, partecipano tutti i veicoli elettrici, solari e perché no, probabilmente anche biciclette elettriche o prototipi, penso ai prototipi esistenti già da anni su quello che riguarda i veicoli a celle solari. E soprattutto potrebbe essere organizzato come funziona un po' il Giro d'Italia o comunque i giri ciclistici, quindi con una serie di, una carovana, la possiamo chiamare così, o statica o che si muove assieme a quello che è il tour della gara di regolarità, che si porta dietro appassionati, le aziende del settore eolico, elettrico, quindi possono essere i fornitori di pannelli, i produttori e soprattutto le case automobilistiche che producono i veicoli elettrici.